Ci vuole un progetto di massima che punti a valorizzare la funivia Rapallo-Montallegro sotto il profilo turistico. Regione Liguria sosterrà l'impianto nella riqualificazione e nella promozione, impegnandosi ad integrare questa chicca tutta tigullina nell'offerta regionale complessiva. Questo perché? Perché occorre invogliare in qualche modo i privati ad investire sull'infrastruttura. Giovanni Toti, in visita a Rapallo, affronta così il tema della generale riqualificazione e dello spostamento dell'impianto per quanto riguarda il suo punto di arrivo dalla sede attuale alla zona di Viabetti, un progetto per il quale il comune spende già 95.000 euro solo in progettazione appunto e che decollerà con l'ingresso di privati. Credo che la strada sia questa. A Genova abbiamo appena concluso l'appalto della funicolare che da Stazione Marittime porterà a Porte Begato, che è un progetto interamente privato. Questa forse avrà bisogno di un sostegno in più da parte della mano pubblica, ma credo che il privato insieme al pubblico abbiano la possibilità di ragionare sul rinnovo della concessione, riqualificazione dell'impianto, promozione dello stesso e valorizzazione evidentemente di tutto questo comprensorio. Quanto costerà il tutto? Almeno 4 milioni di euro. La concessione scade fra 2 anni e poi sarà rinnovabile per 20. Ci sono delle date da rispettare, vedremo anche eventualmente ci sono delle proroghe, se possiamo ottenere qualche proroga, qualcosa, perché l'impianto, ripeto, è sicuro, è ben gestito, funziona in una maniera eccellente, però ha degli obblighi di legge da rispettare. Si parla anche in questo momento, il conteggio così, si parla di 4 milioni, secondo me si parla anche qualcosa di più, se si vuole qualcosa di diverso secondo le varie normative, quindi è per questo che bisogna lavorare ed è ovvio che talvolta, come diceva giustamente il governatore, il pubblico non è sufficiente e bisogna fare una sinergia fra pubblico e privato. Questa ormai è la ricetta delle amministrazioni in tutta Italia, penso che sia così, perché solamente il pubblico non può prendersi un onere del genere, è impensabile ad oggi. Con il rinnovo della concessione abbiamo circa 1 anno e mezzo per mettere a terra un progetto di massima che poi ovviamente verrà messo a gara come tutte le cose pubbliche che sia, però penso che sia francamente un progetto molto fattibile, realizzabile anche in tempi ragionevolmente brevi.